Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, ben ritrovati, spero che siate bene. Grazie per i messaggi che mi mandate, mi fanno sempre molto piacere e vedete che quando riesco rispondo più che volentieri. Oggi è il giorno di Pasqua e ho pensato di proporvi una veloce lettura di alcune opere che a me sono molto care, che sono alcune opere di Jacopo Tintoretto all'interno della Scuola Grande di San Rocco a Venezia. Jacopo Tintoretto, questo grandissimo pittore cinquecentesco, pienamente rinascimentale, veneziano a tutto tondo, che tanto ha lavorato a Venezia, in Palazzo Ducale, nella chiesa della Madonna dell'Orto e soprattutto nella Scuola Grande di San Rocco, che si trova veramente a ridosso, molto vicino alla meravigliosa chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Ha lasciato all'interno di questa scuola, che oggi è un grande museo, bellissimo da visitare non appena i musei riapriranno, e ci auguriamo che la cosa accada in tempi brevissimi, non brevi, brevissimi. Jacopo Tintoretto ci ha lasciato una testimonianza veramente straordinaria di quella che è stata la passione di Cristo e la sua resurrezione. E oggi, nel giorno di Pasqua, è proprio di questo che in questo veloce video ho voglia di parlare con voi, è questo che ho voglia di condividere con voi. Nella sala dell'albergo, che è la sala superiore della Scuola Grande di San Rocco, si trova la famosa stanza, appunto, nella quale Jacopo Tintoretto ha rappresentato i momenti principali di quella che è stata la passione di Cristo. La prima opera che possiamo ammirare è questo Cristo davanti a Pilato. Ho già avuto modo di parlare in un altro video di quest'opera e in particolare del tema della responsabilità, che è un tema profondamente filosofico. Oggi ci limitiamo a fare una carrellata visiva, cioè a riempirci gli occhi di bellezza grazie a Tintoretto. E possiamo vedere questo dipinto, appunto, che è stato eseguito intorno al 1565, nel quale Jacopo Tintoretto ci mostra la figura di Cristo vestito di bianco, quindi Cristo è immediatamente chiaramente identificabile, che viene portato davanti a Ponzio Pilato per essere giudicato. Noi sappiamo bene che cosa accade a Cristo, perché Ponzio Pilato dice io me ne lavo le mani, io non sono in grado di decidere, e farà poi decidere al popolo. È un'opera straordinaria da un punto di vista della resa pittorica e anche della resa prospettica. Da osservare come sempre gli elementi tipici dei pittori veneziani, che sono il sapientissimo uso del colore e il meraviglioso uso della luce. Grazie alla luce che Jacopo Tintoretto ci fa capire molto chiaramente, anche se noi non sapessimo di che cosa si tratta, ci fa capire molto chiaramente qual è il protagonista di questo dipinto. Accanto a quest'opera, e la cosa interessante è che la lettura delle opere presenti in questa stanza non va da sinistra a destra, ma va da destra a sinistra. Accanto a quest'opera c'è, esattamente sopra la porta d'ingresso, la porta grazie alla quale si accede alla stanza stessa, c'è questa incoronazione di spine. Noi sappiamo che il secondo passaggio della passione di Cristo è quello nel quale Cristo viene incoronato, quindi vengono intrecciate queste spine, questi rami che hanno delle spine, e viene fatta, in segno di beffa, una corona di spine, appunto, che viene posta sul capo, sulla testa di Cristo, il quale naturalmente inizia la sua passione e inizia così a sanguinare. La sofferenza è molto chiara nel volto di questo Cristo, anche nella sua postura, anche nella gestualità che Jacopo Tintoretto così sapientemente interpreta. E tutt'attorno, come sempre accade, vi è una serie di personaggi che assistono, che mostrano, che indicano il tutto esaltato da un uso del colore veramente sapiente e straordinario. La terza tela è questa, che rappresenta la salita al Calvario, quindi Cristo insieme agli altri condannati porta la sua croce. Qui simbolicamente si aprirebbe un discorso molto ampio che adesso però non facciamo, perché abbiamo promesso che questo video sarà breve. Cristo porta la sua croce, quindi si fa carico di ciò che deve vivere, accetta quello che, secondo la fede cristiana, il Padre gli propone, e sale verso il Calvario, sale verso il monte sul quale poi si svolgerà la sua passione e soprattutto avverrà la sua morte.
la sua morte per crocifissione. Lo spunto sicuramente riguarda un atteggiamento nei confronti della vita che non è necessariamente religioso, poi per chi è religioso assume caratteristiche di questo tipo, per chi non lo è assume caratteristiche e sfumature di tipo esistenziale. L'idea sicuramente è quella di non opporsi a ciò che accade, assecondare ciò che accade fidandosi in qualche maniera di se stessi e forse anche di qualcosa che è al di sopra di noi, più grande di noi, oltre noi. La tela successiva è una tela che io amo veramente tanto, che è la grandissima crocifissione di Jacopo Tintoretto, che è esattamente di fronte rispetto alla porta d'ingresso. È una tela che meriterebbe qualche ora di spiegazione, lei soltanto, che adesso ovviamente non faremo. È una tela meravigliosa dove al centro possiamo vedere la figura di Cristo crocifisso, a destra e a sinistra ci sono le altre due figure degli altri due ladroni. Nel momento in cui stanno per essere attaccati alla croce e issato un altro, e tutto attorno si snodano figure, scene di altri personaggi, di altri avvenimenti. È pieno di microstorie all'interno di questa tela che potremmo analizzare veramente una per una e riempirle di significato o provare a trovare dei significati non soltanto pittorici e stilistici, ma anche di nuovo esistenziali e filosofici e di punti di vista. Diciamo pure di visioni del mondo. La disposizione da un punto di vista spaziale di queste immagini, di queste scene è veramente sapiente. Mi piace sottolineare e far notare ciò che sta da un lato e dall'altro della tela, e cioè i due destrieri, i due cavalli sapientemente montati, l'uno da un cavaliere tipicamente occidentale, l'altro da un cavaliere che porta il turbante, che quindi è orientale, medio orientale. E quindi l'idea che molto più tardi Jung proporrà, ma che è sempre stata presente, della luce e dell'ombra, del dritto e del rovescio, del davanti e del dietro, quindi della duplicità grazie alla quale, attraverso la quale si può vedere il mondo, si possono vedere le situazioni. E poi passo dalla sala dell'albergo dove c'erano queste tele appena viste alla grande sala capitolare, nella quale, tra le molte altre, c'è la tela che rappresenta la risurrezione di Cristo. E oggi, che è il giorno di Pasqua, credo che abbia sicuramente un senso chiudere questo breve video con la possibilità di ammirare questa tela di Tintoretto che lui ha eseguito circa 10 anni dopo, siamo qui intorno al 1575, nella quale vediamo sulla sommità Cristo ormai risorto, che osserva dall'alto ciò che sta accadendo sotto. Meravigliosa la scena degli angeli che stanno indicando questo sepolcro vuoto, quasi ad indicare che, e questo ce lo ricordano comunque tutte le culture sapienziali, non soltanto quella cristiana e occidentale, ma veramente tutte in modo trasversale, ci ricordano che se vogliamo riempire la vita di senso, o se vogliamo riempire un qualcosa o un avvenimento della nostra esistenza di senso, dobbiamo fare il vuoto, perché laddove c'è il pieno non si riesce ad aggiungere nulla. E quindi, un po' come dice Michelangelo, è per arte di levare che si arriva alla bellezza. Allo stesso modo questo sepolcro vuoto lascia la possibilità all'uomo, all'essere umano, di riempire questo vuoto con ciò che egli ritiene, con ciò che egli pensa gli possa fare bene, possa portare al suo benessere. Ecco, e con questa veloce visione di alcune delle opere di Jacopo Tintoretto dentro la Scuola Grande di San Rocco, io vi saluto, vi auguro una buonissima Pasqua ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo. Mi auguro di poter vedere insieme a voi dal vivo queste opere, ma penso che succederà presto, e per ora vi ringrazio per la visione, di nuovo tanti auguri e al prossimo appuntamento. Ciao, grazie!